Un violino con l'anima armena e un cuore un po' vicentino. È quello di Sonig Chakerian, responsabile del progetto Musica da Camera del Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico, in corso fino al prossimo 21 giugno. Siamo qui alla 27esima edizione del festival, quindi per noi è un traguardo importante, una grande tradizione, moltissimi anni in compagnia di questo luogo meraviglioso che ci ha dato la possibilità di sperimentare, di creare, di immaginare serate incredibili con artisti e ospiti incredibili che proprio per l'occasione del festival sono venuti. Io parlo naturalmente del progetto di Musica da Camera che seguo da qualche anno. I nostri artisti sono venuti e continuano a venire per dei programmi fatti appositamente per le nostre serate, quindi è una sorta di esclusiva per cui si fa fatica a ritrovare questi ensemble, questi gruppi cameristici al di fuori del nostro festival, ed è un fiore all'occhiello. Il festival naturalmente ha anche l'opera da moltissimi anni. Quest'anno c'è l'Inganno Felice di Rossini, secondo anno del ciclo rossiniano. Sono esattamente metà armena e metà italiana e da qualche anno creo degli spettacoli sia qui all'Olimpico che anche fuori da questo teatro, e quindi quest'anno sarà Terre di Nairi, suoni e parole d'Armenia con Paolo Kesisoglu, che è armeno naturalmente, e quindi insomma lui reciterà e leggerà poesie di Varujan, testi ironici di William Saroyan e con me Stefania Redaelli, pianista. Insomma passiamo, come posso dire, 1000 anni di musica, dal 1000 al 2018, insomma di musica armena nelle sue varie tipologie, dai canti tradizionali, antichi canti armeni, sacri e profani, alla musica contemporanea. E poi l'ultimo concerto il 16 giugno, effetto Mozart, insomma il piacere di ascoltare Mozart insieme, l'effetto che fa Mozart a chi lo ascolta, a chi lo suona, rende migliore, diciamo, le capacità della mente, dell'anima, anche se per un tempo limitato, ma sembra che sia così, e quindi insomma noi questo effetto Mozart lo vogliamo condividere. Concludo quest'anno il ciclo dei concerti per violino e orchestra con questa particolarissima esclusiva, diciamo, che mi ha regalato Giovanni Sollima, straordinario violoncellista e compositore, che ha scritto delle nuove cadenze per questi concerti per violino. Le ha scritte per me, insomma, per me e per tutti i violinisti che vorranno suonarle naturalmente, e che trovo straordinarie come intuizione musicale, perché lui, Giovanni, parte da Mozart e viaggia in tutta Europa. Il ruolo della musica classica della nostra società secondo me è fondamentale, ma non solo della musica classica, della musica, di tutte le arti in genere che hanno la possibilità di unire le nostre anime, di metterci, come posso dire, di raccoglierci intorno ad una emozione che viene vissuta insieme, no? Anche quando si va al concerto, in realtà un artista o chiunque esso sia suona, la musica viene condivisa da tutti, però in realtà poi arriva personalmente a ognuno di noi in modo diverso, per cui è un modo di fruire delle emozioni, di condividere molto particolare. Direi necessario anche per i giovani. Una delle ragioni per cui noi facciamo anche il Movie e all'interno del festival abbiamo il progetto Giovani, è perché abbiamo una grandissima attenzione ai giovani e vorremmo che fossero veramente sinceramente coinvolti, con l'idea non di dire oddio stasera devo andare al concerto, che noia, ma anzi che bello, andiamo a sentire un po' di musica insieme, staremo bene, staremo meglio. Ma per farlo bisogna, come posso dire, andare anche un po' fra di loro, andare un po' più fra la gente, un po' più fra i giovani, perché altrimenti il contatto diventa un po' difficile che si crei casualmente. Il teatro è spettacolare, ogni volta che entriamo, saliamo sul palcoscenico restiamo veramente a bocca aperta, toglie il fiato, toglie il respiro, invita al raccoglimento, al silenzio, alla contemplazione della bellezza e di tutte queste cose magiche che ci sono state date e che in realtà a volte
le viviamo un po' forse con disattenzione, invece ci vuole tempo, pazienza, silenzio, volontà precisa, perché sono luoghi veramente straordinari e per noi musicisti suonare in luoghi così, come posso dire, aiuta e nello stesso tempo aumenta il mistero.